Al telefono il sindaco di Taglio di Po, Francesco Siviero. Buongiorno sindaco, volevamo chiederle com'è la situazione vaccini nel suo comune e soprattutto se è iniziata la vaccinazione da parte dei medici di base. Buongiorno, è iniziato già da martedì 13 l'attività di vaccinazione anche da parte dei medici di base della medicina integrata di Taglio di Po. Anche lì il campione di persone attualmente vaccinate utilizzando questo strumento riguarda sempre la fascia d'età tra i 70 e i 79 anni e persone che non hanno particolari patologie. Quindi è un'attività che compiono i medici di base in base, scusate la ripetizione, anche alla disponibilità di vaccini che vengono forniti con ASL. Il portale per le prenotazioni ha ripreso a funzionare? Per quanto riguarda il portale a cui è possibile iscriversi, quindi un portale che troviamo al sito vaccinocovid.regione.veneto, e il portale attualmente è chiuso, nel senso le disponibilità di vaccini non ci sono in questo momento perché stanno arrivando in settimana, e tutto questo dobbiamo ricordarci che è necessario anche garantire le seconde dosi delle persone che sono già state vaccinate, quindi è una partita abbastanza complessa. Sappiamo che in settimana sono arrivati nuovi vaccini, quindi probabilmente ci sarà una riapertura, non sappiamo ancora i giorni previsti per la possibilità di riscriversi ancora al portale. Dai dati che abbiamo è che per il momento, parlo di macro dato in provincia di Rovigo, nella fascia di età compresa tra i 70 e i 79 anni sono già stati vaccinati il 60% delle persone. È un dato abbastanza confortante e si conta insomma di riuscire ad arrivare anche lì quasi a un 100%. Nella riunione di aggiornamento di ieri è stato comunicato che probabilmente anche dalla prossima settimana potrebbe già essere aperto il portale anche per la fascia di età compresa tra i 60 e i 69 anni, però questo qua è un dato ancora in itinere, nel senso che sappiamo, come avete anche preso dai giornali e dai telegiornali, c'è un grosso quantitativo di vaccini che è prossimo ad arrivare, però finché non si avrà certezza il portale ovviamente non potrà essere aperto, perché è inutile aprire un portale per prenotare delle vaccinazioni quando non si sa se si hanno le dosi a disposizione. E quali sono, sindaco, i vaccini a disposizione? Naturalmente i vaccini a disposizione per questo momento saranno AstraZeneca, Moderna e Pfizer. Il Johnson & Johnson vedremo se verrà utilizzato anche da noi e in che misura.